Per un po' di riservatezza non vi posso mostrare i visi dei nostri commensali perché altrimenti ci fanno fuori. Però vi posso mostrare che cosa hanno scelto e che cosa abbiamo scelto come dolcino. Siete curiosi? Allora io, bene, cadiconto. Qui proponiamo il nostro tavolino dei dessert con un po' di storie, facciamo un grande classico, che è il nostro cheesecake a frutti di bosco, un grande classico, base biscotto, crema e frutti di bosco freschi. Qui siamo nella zona del napoletano come tema in una nostra location, abbiamo un classico babà, pan di Spagna imbevuto di rum, quindi tendenzialmente ha un cuore interno alcolico. Una grande rivisitazione del classico Ferrero Rocher amato da molti, alla base è una cialda di biscotto al cioccolato con internamente crema di cioccolato, Un pezzettino? con granella di nocciola e cioccolato. Proseguiamo con questa mousse di frutti rossi Che meravigliosa, guardate che spettacolo. con topping di crema di gelatina di lampone e una mora. Proseguiamo con la nostra mini tre veli, sono 3 strati di cioccolato, come ben potete vedere. Abbiamo un cioccolato classico alla base, e all'intermedio abbiamo nocciola e completiamo con il top di cioccolato bianco. La nostra sinfonia al pistacchio, base di biscotto a cialda, internamente è una crema di nocciola combinata a pistacchio, anch'essa all'interno usufruisce di delle granelle di nocciola e pistacchio. Concludiamo con la nostra delizia al limone. Io questa bene la conosco e conosco bene quello lì, mi sorge da porre una domanda. Certamente. Ma ci sono i napoletani qua in qualche maniera? Come ben può vedere, no, siamo veramente in pochi, non sto scherzando, sì, a condizione di famiglia napoletana da tutta la proprietà, quindi vi facciamo sentire il nostro calore come al sud, sperando che sia stata un'esperienza buona anche per voi. Perché questo è proprio uno dei dolci che amo tantissimo quando vado giù in Campania. Insieme al babà tipico, diciamo, tradizionale come vostra. Grazie mille, gentilissimo, e a tutti voi buon assaggio. Un dolce più buono dell'altro. Venite anche voi da Pino in Duomo a provare le loro prelibatezze. A Sibirisanusu!